A 5 giornate dalla fine il gruppo Progetim Immobiliare è chiamato a un vero e proprio miracolo sportivo per rimanere nella massima serie della Lega Calcio A8. Quella di oggi si può considerare una vera e propria ultima spiaggia di fronte all'Italia, che dopo 2 sconfitte consecutive può accorciare su Zio Mauro Maccarese e sperare nella salvezza senza passare per i play-out. Benvenuti all'Atletico 2000, 26esima di Serie A, gruppo Progetim contro Alitalia. Tutto pronto per il calcio d'inizio, primo pallone che sarà giocato dagli ospiti in maglia verde. Subito Severini sembra intenzionato ad andare verso la porta avversaria e così colpisce però le maglie dei due uomini del gruppo Progetim, che oggi tra l'altro farà a meno di Emanuele Chinagli, leader della squadra. Primo possesso per l'Alitalia con De Francesco che va a cambiare campo sulla destra, dove controlla il numero 5 che fa partire una conclusione direttamente verso la porta, difesa da Graziano che blocca sicuro con le mani. Ci ha provato Taroni. Pallone giocato lungo da Graziano, colpo di testa. Poi possibilità per il numero 11 che perde il pallone al centro del campo. Può ripartire il gruppo Progetim con il numero 7 che va a calciare. C'è la risposta di Calcaro che blocca. Buono il tentativo da parte di Cristian Marinelli. Oggi sono 2 i Marinelli in campo per il gruppo Progetim, Cristian e Manuel. Il numero 7 ci ha provato verso la porta avversaria, lo seguiamo l'angolo per l'Alitalia col pallone battuto sul secondo palo, buono per essere rimesso al centro. Attenzione alla sfera che era stata controllata sul secondo palo, ma nulla di fatto, aveva provato a rimetterla in mezzo Cristiano Gimelli. Riparte da dietro dunque il gruppo Progetim con Torri che va in verticale a cercare Piras che manca il controllo. Prova a sporgersi ancora in avanti l'Alitalia, buono qui l'anticipo del difensore, poi sfera che arriva comodamente tra le braccia di Graziano. Al centro della difesa del gruppo Progetim oggi c'è il numero 8 Matteo Piazza. Attenzione ora alla squadra di casa che sulla sinistra, pallone buono per Negro che va verso il centro. Piras prova a controllare, sfera che termina sul fondo. Indossa lui la fascia di capitano in assenza di Emanuele Chinagli. Rimessa con le mani, pallone all'indietro dalle parti di Calcaro che controlla e va a giocare sulla sinistra. Ancora in verticale a cercare Severini, Piazza combatte, riesce a riconquistare questo pallone in anticipo sul capocannoniere della Lega. Poi Marinelli, Cristian Marinelli va a giocare col numero 17, pallone all'indietro, Piazza sbaglia il passaggio, possibilità per l'Italia. Piazza però rimedia al suo errore, poi il suggerimento in verticale su cui interviene un centrocampista dell'Alitalia, un po' di confusione in questa prima fase, tentativo di 1-2 che non si chiude, possibilità ancora per il gruppo Progetim di andare in avanti con il numero 17 Sbraglia che viene però fermato. Allora De Francesco sbaglia il tocco, c'è Cristian Marinelli a recuperare, va alla conclusione, respinta in fallo laterale da Gimelli, laterale già battuta all'indietro, conclusione della distanza ancora di Cristian Marinelli che trova ancora l'opposizione da parte di un avversario. Dunque Piras va nuovamente a rimettere in gioco con le mani, questa volta verso il centro dell'area. Negro, anche a causa del disturbo portatogli da Taroni, non riesce a colpire, fallo, rimessa al laterale ancora per i padroni di casa. Negro gioca all'indietro con Manuel Marinelli che copre la sfera, la possibilità di girarsi, poi appoggia sul capitano. Sbraglia prova a giocare in verticale
Difesa dell'Italia che in qualche modo se la cava e può provare ad uscire palla al piede. Poi arriva un fischio del direttore di gara per un fallo di Torri su Severini, dunque calcio di punizione in favore della formazione ospite, già battuto da Severini, che va ad allargare il gioco, il colpo di testa verso il centro del campo, fa buona guardia Piazza che poi perde la sfera, stava per andare palla al piede il numero 8 De Michele, ma era stato commesso un fallo ai danni di Piazza e dunque calcio di punizione già battuto dal gruppo Project Team col pallone sul secondo palo, buono per Manuel Marinelli che però non controlla, attenzione al contropiede con Severini sulla sfera, Severini libera il diagonale, si oppone Graziano, ancora Severini, perde un tempo, poi gioca all'indietro con De Michele che libera il mancino, pallone che termina non di molto lontano dalla porta di Graziano, primo brivido per la porta del gruppo Project Team. Torri, Piras prova a coprirla, riesce a scaricare al centro del campo Cristian Marinelli, gestisce questa sfera, va a giocare ancora sull'auto di destra con Piras che viene chiuso da un avversario il quale prova a far ripartire la manovra ospite ma concede la rimessa laterale agli uomini in maglia fluo con Torri che se ne incarica. Battuta verso Manuel Marinelli che tocca all'indietro, buono il dribbling di Cristian Marinelli che poi prova a sfondare, viene chiuso però. Possono ripartire da dietro gli ospiti, laterale battuta corta, pallone giocato in avanti, controllato col petto. Poi arriva Taroni che prova ad aprire verso Severini, Negro chiude in fallo laterale. Taroni alla battuta, va a giocare con De Michele che perde per un attimo il contatto con la sfera, poi riesce a servire Gimelli che allarga il gioco sulla sinistra. Perso il pallone però dagli ospiti, possibilità per andare per Marinelli, torna su di lui De Francesco che recupera la sfera e prova a spingersi in avanti, possibilità per il numero 7 che allarga, pallone messo verso il centro da Taroni ma non c'è nessuno all'interno dell'area di rigore a chiudere l'azione. De Michele però ha già riconquistato la sfera, la tocca per il numero 11 che calcia col mancino, conclusione che si spegne sul fondo, nessun pericolo per la porta di Graziano in questa circostanza. Ma l'Italia che sta provando ad alzare il baricentro, ora Manuel Marinelli perde la sfera, possibilità di venire verso il centro del campo per De Michele che poi sbaglia il tocco, non trova coi tempi giusti l'inserimento del compagno, conclusione da lontanissimo che Calcaro fa sua in due tempi. Ci aveva provato Sbraglia, sicuramente velleitario un tentativo da quella distanza. Ora Graziano con le mani va a rimettere il pallone in gioco. Sbraglia, Torri, De Francesco torna su di lui, poi Torri va in verticale da Piras che mette il pallone verso il centro e Manuel Marinelli a pochi passi dalla porta fallisce quella che poteva essere una grande occasione per il vantaggio della squadra di casa. De Francesco gioca in verticale, De Michele prova a prolungare la chiusura di Piazza, poi torna sul pallone il numero 7 che guadagna un calcio di punizione. Può essere una buona posizione per Severini, va lui alla battuta, cerca il tiro a giro, pallone che però non si abbassa a sufficienza, termina alto sopra la traversa. ...30 gol finora per Luca Severini. Attenzione al gruppo Project Team con Piras che prova ad alzare questo pallone verso il centro, Negro controlla, Taroni
riesce a sottrargli la sfera, poi ancora il petto di Piras. Tanta confusione in mezzo al campo. De Michele prova a mettere la sfera a terra giocando con De Francesco, che va a ricominciare senza fretta da Gimelli. Pallone giocato di testa all'indietro verso il numero 11, poi De Francesco prova a liberarsi, ancora De Francesco, il suo mancino, blocca sicuro a terra l'estremo difensore Graziano del gruppo Progeteam. Torri ora sull'out di destra, gioca all'indietro con Manuel Marinelli. Eccolo ora Manuel Marinelli, era Sbraglia ad essere stato servito, ha guadagnato un calcio di punizione il numero 17. Sbraglia e Marinelli sul punto di battuta, va Marinelli col mancino, alta sopra la traversa, la sua conclusione, nulla di fatto. L'Italia in avanti, ma l'anticipo ottimo da parte di Negro. Poi Manuel Marinelli copre la sfera, va a giocare in verticale verso Piras, che gioca di sponda ancora per l'11, che calcia addosso a un avversario, poi prova a continuare l'azione ma viene fermato. Possibilità di ripartire per gli ospiti sulla sinistra, va via velocissimo il numero 11, poi mette il pallone verso il centro e colpisce clamorosamente la traversa di Michele. Incredibile chance per l'Italia. Il tacco di Marinelli che perde la sfera. Ancora De Michele, prova ad andare via. Severini scarica. Ancora numero 11, centrocampista centrale, che va a giocare sulla sinistra guadagnando questo fallo laterale. Poi Severini con l'aiuto di un braccio, secondo il direttore di gara, calcio di punizione per il gruppo Progeteam, che pochi istanti fa ha rischiato veramente di andare sotto. Ha fallito una clamorosa occasione di Michele. Ora Torri in verticale, Piras defilato sull'out di destra con Gimelli che lo marca. Piras prova ad andare via, Gimelli chiude e costringe al fallo il numero 9. Calcio di punizione con esperienza, se l'è guadagnato Gimelli. De Michele controlla, va a giocare sull'out di destra, dove non c'è però nessuno dei suoi compagni. Nell'Italia c'è già stato un cambio col numero 14 Balsani, che ha fatto il suo ingresso. Negro. Avanza Negro a tu per tu con De Michele, che va a commettere fallo sul capitano odierno del gruppo Progeteam. Già battuta la punizione. Piras col tacco, Marinelli prova ad andare sul mancino, mette questo pallone verso il centro. Piras controlla, spara alla porta, scarica, sbraglia col piatto addosso a un avversario. Possibilità di ripartire per gli ospiti, pallone per De Michele. De Michele prova a metterla verso il centro, torna Piras, che con una corsa in fase di ripiegamento riesce a recuperare, salvando il gruppo Progeteam da quello che poteva essere un grande pericolo. Corner già battuto verso De Michele, che va a giocare all'indietro, poi l'apertura ancora nei pressi della bandierina con Balsani che cerca il traversone. Negro lo chiude, si riprenderà ancora con un corner.
Corner per l'Alitalia. Questa volta si incarica della battuta Severini che va verso il centro e chiama all'intervento Graziano che mette nuovamente in corner. Pallone giocato, attenzione al centro dell'area, Negro riesce a recuperare la sfera, poi prova ad allontanare Marinelli, anzi no, Sbraglia arriva su questo pallone ma non riesce a tenerlo in campo. Ancora l'Italia in possesso, Torri recupera, poi interviene il numero 5 che fa sua la sfera, prova a metterla verso il centro, Giordano Taroni, traversone che però non trova nessun compagno all'interno dell'area di rigore. De Michele viene verso il centro, la sponda di Severini, De Michele prova a liberare il mancino, Torri lo chiude e poi allontana. Arriva un fischio da parte del direttore di gara perché sembra aver accusato un colpo. Torri che è rimasto a terra, qualche problema anche con la respirazione. Si riparte col pallone per l'Alitalia, gli ospiti decidono di restituirlo al gruppo Progeteam che dunque potrà ripartire da dietro. 0-0, 17esimo del primo tempo, gruppo Progeteam e Alitalia che non si sono fatte del male finora. Certo il pareggio non serve a nessuna delle due, per cui dovranno essere alzati sicuramente i ritmi. Progeteam ora in possesso della sfera con Braglia che va a giocare da Torri in verticale, la chiusura. Ancora Sbraglia. La sponda di Marinelli. Sbraglia alza la testa, gioca corto con Marinelli che va da Manuel. Marinelli va sul destro. La chiusura provvidenziale del numero 3 dell'Alitalia che ora si prende anche la possibilità di dribblare un avversario e va a servire un compagno sull'out di sinistra, pallone perso però, verticalizzazione ora in favore di Piras che col tacco prova ad allargare, nulla di fatto. Buona l'iniziativa da parte del numero 3 Santilli che ora è in possesso della sfera, se la porta questa volta sul fondo. Sarà rimessa laterale per il gruppo Progeteam con Torri che va a lungo verso il centro a cercare direttamente Piras, la sfera passa, Calcaro può bloccare senza troppi problemi, poi Severini prolunga in avanti dove la sfera è buona per De Michele che va a giocare all'indietro con Balsani. Balsani cerca addirittura la conclusione. Tiro da dimenticare, abbondantemente alto sopra la traversa della porta, difesa da Graziano, mentre è già ripartito il gruppo Progeteam con Negro che è andato a trovare Piras che cambia gioco, ricominciando da Torri. Torri in verticale, un traversone da centrocampo. Pallone messo fuori, poi serie di colpi di testa. Negro controlla questo pallone, ha di fronte un avversario, lo punta in velocità, poi va a verticalizzare verso Piras che però non controlla. Può uscire la difesa dell'Alitalia. Lungo con i piedi Sellitti, dall'altra parte controlla De Michele. Poi contrasto con il pallone che arriva, che può essere rimesso in gioco da Graziano. Balsani alza la testa il numero 14, va a giocare in verticale, l'anticipo di Torri. Giocano i due Marinelli con Cristian Marinelli che va alla battuta verso la porta avversaria col mancino.
Mancino che però è troppo alto per trovare lo specchio della porta. Difesa da Calcaro, allora nulla di fatto. Primo tempo che si avvia verso le fasi finali, pallone in avanti, ora l'anticipo di Torri. Bravo qui a leggere il taglio del numero 11 dell'Italia. Rimessa con le mani per gli ospiti, battuto in questo momento verso il centro, controllo col petto, poi interviene Torri, ma ancora possibilità per gli uomini in maglia verde scuro, con la conclusione di Severini che non ha trovato i giri giusti. Sul fondo il suo tentativo. Torna in campo De Francesco, intanto nelle file dell'Italia, pallone in avanti per il gruppo Progetim con Piras che controlla spalle alla porta. C'è il raddoppio su di lui, Piras prova ad andare via sulla destra, ancora Piras all'1 contro 1, copre la sfera probabilmente cercando di ottenere un corner, non ce la fa perché ha recuperato il possesso l'Italia perdendolo quasi immediatamente. Conclusione della distanza. Vantaggio del gruppo Progetim all'improvviso, un gran gol di Sbraglia apre le marcature al 21esimo di questo primo tempo e dunque gruppo Progetim Immobiliare 1 all'Italia 0. Non l'ha vista per niente partire Calcaro. Ora Severini va alla botta. C'è stata una deviazione, sarà corner per l'Italia. Gruppo Progetim dunque in vantaggio in queste fasi finali del primo tempo. Cercano lo scambio, Severini e Balsani conquistano una rimessa laterale che il numero 14 va ora a battere, cercando ancora il capitano che controlla, mette questo pallone verso il centro con l'esterno, un primo colpo di testa da parte di Negro, sfera che rimane però lì all'interno dell'area, poi Torri interviene su un avversario ma è tutto regolare, non ci sono neanche le proteste da parte degli ospiti. Dunque Graziano può andare a rimettere in gioco con le mani. Negro. Marinelli gioca indietro con Torri. Marinelli. In verticale c'è il movimento di Manuel Marinelli. Si era fermata la difesa dell'Italia e Marinelli è andato vicinissimo al raddoppio. Negro, marcato da De Francesco, prova a liberarsi per il traversone, lo chiude il numero 7. Poi il capitano del gruppo Progetim va a commettere fallo. Calcio di punizione. Giocato in avanti, lungo, sfera che passa e termina tra i piedi di Graziano che fa ricominciare i suoi. Piazza. Sbraglia. Anticipo ai danni di Manuel Marinelli. Possibilità per l'Italia. Proprio Manuel Marinelli va a opporsi al traversone, costringendo gli ospiti ad accontentarsi di una rimessa laterale già battuta tra i piedi di Severini che scambia col compagno. Si tratta del numero 3 Santilli, poi arriva il fischio del direttore di gara che concede un calcio di punizione agli ospiti. Già battuto. Guadagnano un calcio d'angolo. Anzi no, una rimessa laterale battuta verso il centro. Taroni ci prova col mancino ma colpisce male e dà Piazza la possibilità di allontanare. Balsani alza la testa, gioca in verticale, De Francesco corpo a corpo con Negro, il fallo è del numero 7 sull'esterno sinistro del gruppo Progetim. Calcio di punizione già battuto dai padroni di casa. Lo scarico di Cristian Marinelli dalle parti di Sbraglia che prova ancora la conclusione. Questa volta non trova lo specchio della porta.
De Francesco. Santilli ricomincia da Balzani che va in verticale, disimpegno non perfetto, che dà a De Francesco la possibilità di calciare, ma risponde sicuro Graziano che mette in corner. De Francesco dalla bandierina, rasoterra che non trova il tiro di un compagno, poi arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara. Termina qui la prima frazione di gioco all'Atletico 2000 col gruppo Progeteam in vantaggio per 1-0. Tutto pronto per la ripresa del gioco qui all'Atletico 2000, sta per iniziare il secondo tempo della sfida tra gruppo Progeteam Immobiliare e Alitalia Calcio, con i padroni di casa in vantaggio per 1-0. Vantaggio da difendere, perché questa vittoria potrebbe valere veramente tantissimo. Pallone in avanti per Manuel Marinelli che prova a girarsi, rientra sul mancino, scarica per Cristian Marinelli che va alla conclusione. Calcaro ci mette i guantoni e mette in calcio d'angolo. Marinelli alla battuta, pallone lunghissimo sul secondo palo. De Francesco allontana. Piazza prova a riproporre il pallone verso il centro, il colpo di testa. Calcaro allontana poi la difesa, riesce a sventare il pericolo. Poteva essere una grande occasione per il gruppo Progeteam che ha iniziato alla grande questo secondo tempo spingendo sull'acceleratore. Non è arrivato il raddoppio per la squadra guidata dall'oggi assente Emanuele Chinalli. Pallone ancora in avanti, la girata e Calcaro si supera mettendo in calcio d'angolo sul destro di Valentini. Tiene in vita gli ospiti l'estremo difensore. Ancora corner, questa volta sbraglia la battuta, pallone verso il centro, Gimelli ci mette la testa, Marinelli prova a tenerla viva. Marcato da Totaro, va via bene Marinelli che poi calcia. La chiusura. Torri prova ad aprire. Rimessa laterale per l'Alitalia. Severini. Torri torna su di lui, Severini va allo scarico. Gimelli. Santilli, poi Balzani. Spazio ancora per Santilli sulla sinistra. Cerca un compagno con la rasoterra verso il centro, chiude tutto Torri. Pallone poi riproposto in avanti, l'anticipo di Piazza che poi va ad allontanare, ma pallone tra i piedi di De Francesco che può dare nuova linfa all'azione offensiva dell'Alitalia. Perso però il possesso. Torri ancora fase di grande confusione ora. Severini col tacco allarga sulla sinistra il traversone, pallone che passa ma diventa preda di Marinelli che fa ripartire Valentini che col destro mette il pallone comodamente tra le braccia di Calcaro, poi scivola un uomo al centro del campo per l'Alitalia. Rimessa laterale in favore del gruppo Progeteam, va a incaricarsi della battuta Torri, suggerimento in avanti per Cristian Marinelli che scarica l'indirizzo di Sbraglia, avanza il numero 17, va via ancora Sbraglia, vuole fare tutto da solo, non ce la fa in questa circostanza l'autore del gol che per il momento decide il match. Quarto minuto della ripresa in corso, ancora 1-0 per il gruppo Progeteam qui l'Atletico 2000, l'Italia che spinge alla ricerca del pari. Pallone largo per Santilli che va a giocare con un compagno, attenzione alla percussione verso il centro, Torri stende l'avversario, c'è anche il giallo.
2 in barriera per Graziano, va Severini che colpisce proprio il muro disposto dall'estremo difensore del gruppo Progeteam. Poi De Francesco elude bene l'intervento di Valentini, va a giocare in verticale, Torri si distende, pallone buono ancora per l'Italia, la conclusione Murata. Si salva il gruppo Progeteam che può andare in contropiede con Valentini che controlla questo pallone defilato sulla destra, mette un traversone sul secondo palo, il colpo di testa di Gimelli, poi il gioco pericoloso di Sbraglia. Si riprenderà con un calcio di punizione per l'Italia vicina al gol del pari qualche istante fa. Ancora possesso per gli ospiti nella zona centrale del campo, un tocco poi di un giocatore del gruppo Progeteam, Cristian Marinelli. Allarga il gioco per Negro, la chiusura però con Santilli che va a trovare De Michele, alza la testa il numero 8, Negro non riesce a chiudere, allora De Francesco col diagonale, blocca Graziano. Lo scarico di Sbraglia, avanza Cristian Marinelli che va a giocare con Manuel Marinelli, cerca ancora Sbraglia in verticale ma viene chiuso, ci mette la testa di Michele che prova a ripartire, Marinelli lo strattona, fallo tattico e cartellino giallo anche per lui. Sempre Severini sul punto di battuta, va Severini da lontanissimo, la sfera passa ma viene deviata e poi allontanata in questo istante. Deve ricominciare da dietro Gimelli che va a giocare in verticale con un compagno sull'out di destra, si tratta di De Michele che guadagna il centro del campo, poi prova a scaricare, tocco sulla sinistra per Santilli che serve sulla sua verticale De Francesco che mette un traversone sul secondo palo. La diagonale e il colpo di testa a chiudere in calcio d'angolo da parte di Manuel Marinelli, corner per l'Italia, pallone verso il centro, Graziano blocca in presa, quasi 8 i minuti trascorsi di questo secondo tempo, gruppo Progeteam in avanti con Negro che avanza, poi il suggerimento verso il centro, ribattuto, attenzione alla possibilità di contropiede per l'Italia, la conclusione invece diretta verso la porta avversaria con Graziano chiamato ancora all'intervento, ma conclusione difficilmente pericolosa, ancora pallone perso dal gruppo Progeteam, veramente tanta confusione in questa gara, soprattutto quando la sfera è all'altezza del cerchio di centrocampo. Ora escono palla al piede gli ospiti con Santilli che prova ad andare da solo sull'out di sinistra, viene chiuso anche grazie al raddoppio di Sbraglia. Guadagna una rimessa laterale, poi De Francesco ci prova, coi pugni mette fuori Graziano. Pallone in verticale ancora per l'Italia, il traversone verso il centro di Francesco è solo sul secondo palo, ma l'uscita provvidenziale di Graziano allontana il pericolo. Severini va alla botta da lontanissimo, pallone che termina vicino ai pali ma sul fondo e ora viene chiamato un time out. Riprende il gioco con Graziano che va a rimettere il pallone in campo con le mani, ma viene regalata di fatto una rimessa laterale all'Italia.
rimessa battuta all'indietro verso il numero 6 della formazione ospite, che prova ad avanzare palla al piede, poi trova De Francesco che nel tentativo di chiudere il triangolo serve un pallone leggermente fuori misura e dà agli ospiti, ai padroni di casa, la possibilità di ripartire. Cristian Marinelli in possesso della sfera, supera un avversario, poi allarga dall'altra parte dove si fa vedere Torri che arriva, controlla, va a mettere verso il centro, la chiusura da parte di Santilli che poi si concede anche il dribbling all'interno dell'area di rigore, pericolo che viene allontanato in questo momento. Graziano esce con i piedi ad allontanare, mette giù Santilli che si porta il pallone avanti con la coscia, poi verticalizza dalle parti di Severini, alza la testa a Severini, prova ad venire verso il centro del campo, scarica poi dalle parti di Gimelli. Pallone ancora per il numero 6 De Santis che va a giocare su Balsani. Severini all'1 contro 1 con Torri, il tocco all'indietro, Balsani controlla De Francesco, poi col tacco, la chiusura della difesa del gruppo Progiteam che prova a ripartire. De Santis tocca ma c'è la possibilità di avanzare per Sbraglia, chiuso da Santilli che torna, poi ancora combatte con Piras che riesce a recuperare la sfera. Torri in verticale, Sbraglia, c'è il ritorno su di lui da parte di Santilli che sta correndo tantissimo e va poi a giocare in verticale con Severini che calcia e il suo diagonale non trova di poco la porta. Torri, lungo per la sponda col petto di Piras, Sbraglia, ancora Piras che apre benissimo sulla destra dove si fa vedere Cristian Marinelli all'1 contro 1 con il suo diretto avversario, alza il pallone verso il centro, Piras scarica, Sbraglia libera il mancino che termina di poco sul fondo. Ottima trama offensiva del gruppo Progiteam che guadagna anche un calcio d'angolo. I minuti trascorsi, siamo a metà di questo secondo tempo, 3/4 della gara sono andati e il gruppo Progiteam è in vantaggio sull'Alitalia per 1-0. Negrova alla battuta del corner, la sfera viene allontanata, poi c'è Severini che va via a Torri, tocca per De Santis, pallone di ritorno del 6, leggermente lungo, nervosismo anche nella panchina della squadra ospite per l'errore in questa fase commesso da De Santis. Comunque si immagina disappunto generale per come sta andando la gara. Ora Piras, marcato da Gimelli, alza questo campanile verso il centro dell'area, l'uscita con i pugni di Calcaro che riesce ad allontanare. Ancora De Santis, controlla questa sfera, poi cerca il cambio di gioco, lungo per Santilli. Graziano con i piedi, Sbraglia, cambio di gioco dall'altro lato dove c'è Valentini che prova addirittura a calciare direttamente verso la porta avversaria. Conclusione a dir poco velleitaria quella tentata dal numero 10. Ospiti che possono riproporsi in avanti. Santilli sulla sinistra, va via a Cristian Marinelli, apre per Severini che scarica su Balsani che ha la possibilità di controllare e alzare la testa, va l'1 contro 1 con Sbraglia, poi tocca per De Francesco che allarga ancora il gioco su De Santis, alza la testa e il 6 che mette il traversone, ottimo per De Michele che non può sbagliare il pareggio dell'Alitalia al 14° del secondo tempo. Il gol è di De Michele. Aveva fallito una ghiottissima chance nella prima frazione di gioco De Michele, questa volta veramente non poteva sbagliare, a pochi passi dalla porta degli avversari ha fatto 1-1 e vediamo ora
cosa avranno da dirci questi 10 minuti che mancano alla fine della gara. Perso il pallone dall'Italia col gruppo Proggi Team che può ripartire. Valentini controlla, scarica per Sbraglia. Sbraglia viene verso il centro del campo, poi tocca per Cristian Marinelli. Ancora Sbraglia che la alza. Marinelli con la testa prova a coprirla, calcia addosso a un avversario. Sbraglia torna sulla sfera. De Francesco però gliela sottrae e va in verticale dove c'è Severini che prova ad andare. Severini, il diagonale sul fondo, non di molto. Torri, avanza Torri che poi va in verticale, Santilli lo anticipa. Grande prestazione finora del numero 3, pallone per Piras che calcia, stava per diventare un assist per Valentini che non è riuscito a controllare. Protesta ora con l'arbitro Santilli per un intervento probabilmente falloso subito in precedenza, ma seguiamo il pallone con la conclusione da parte di Negro dalla lunga distanza che non impensierisce Calcalo, che in questo momento va alla ripresa del gioco con le mani. Torri controlla, su di lui sta arrivando Santilli, Torri allontana ma la sfera è tra i piedi di De Francesco che controlla, viene verso il centro del campo, poi perde il contatto col pallone che comunque è buono per Balzani che apre dall'altra parte, tocco centralmente, buono per De Michele che calcia, la grande risposta di Graziano. Ancora De Francesco, allarga il gioco sulla sinistra, Santilli controlla, alza la testa, scarica su Severini che sbaglia il tocco, possibilità di andare per Piras e da solo arriva ora anche un compagno, Piras va dall'altra parte. Valentini prova il mancino di prima, tentativo da dimenticare, quello del numero 10 in questa circostanza. Non ha trovato l'impatto col pallone, svirgolando, dunque nulla di fatto. 17esimo in corso, 1-1 all'Atletico 2000, avanza ora Severini, gioca centralmente con Compagno che allarga sulla sinistra per Santilli, toccato duro ma si rialza il numero 3, poi recupera la sfera Cristian Marinelli che verticalizza, c'è Piras che tocca centralmente, arriva Sbraglia che va ancora a cercare Piras, non si chiude il triangolo, un pallone a metà tra Piras e la porta, nulla di fatto. Può ripartire De Michele viene verso il centro del campo ma viene chiuso da Piazza. Allora Cristian Marinelli apre su Valentini che controlla, cerca il taglio di Piras che arriva su questa sfera, viene verso il centro, calcia, c'è una deviazione, poi Calcaro con i piedi riesce a evitare il corner, sarà comunque rimessa laterale all'altezza del lato corto dell'area di rigore in favore del gruppo Proggi Team. Valentini con le mani prova a farsi vedere Piras che riceve in questo momento, scambia con Valentini che poi va a cercare un destro a giro, suppongo, dato che nessuno dei suoi compagni era al centro dell'area di rigore. Sta cercando solo conclusioni difficili il numero 10 del gruppo Proggi Team, finora non ha trovato però fortuna dalle parti di Calcaro. Cambio di gioco ora con l'uscita sicura di Graziano che la fa sua dopo averla chiamata. Perso il pallone dal gruppo Proggi Team. Severini prova a calciare, Torri si oppone, sarà rimessa laterale per gli ospiti al 19esimo. Pallone all'indietro, Gimelli, allarga su Balzani che viene verso il centro, poi scarica la conclusione e Torri ci mette la testa ed è provvidenziale il suo intervento perché mette in corner ed evita che la sfera arrivi nello specchio della porta. Torri, pallone buono per Sbraglia che però non riesce a controllare. Allora De Santis, ancora l'Italia in avanti, Severini controlla con la suola, viene dentro Severini, atterrato, l'arbitro non fischia, è tutto regolare per il direttore di gara
anche abbastanza moderate le proteste di Severini. Ora Cristian Marinelli combatte con un avversario, va a giocare con Piras, si chiude l'1-2, Marinelli in verticale, la sponda di Sbraglia, pensa al sinistro Marinelli, lo prova, alto sopra la traversa. Attenzione al passaggio sbagliato da parte di Balzani, può favorire Sbraglia che calcia e va vicinissimo al gol del 2-1. Balzani. Taroni va ad allargare su Gimelli che apre sulla destra dove si fa vedere De Santis. De Santis mette verso il centro, pallone sul secondo palo riproposto, Severini non ci arriva, allora ancora gruppo Progetim con Valentini che va al cambio di gioco, pallone però irraggiungibile per Piras, ancora Balzani, avanza il tocco centralmente per Severini che prova a sua volta ad aprire il gioco, la chiusura fondamentale di Valentini, possibilità di ripartire per Negro, avanza il numero 3, va a servire in verticale Piras che prova a girarsi, viene chiuso però. Allora ancora Balzani, allarga sulla destra, il tacco di De Michele, Gimelli combatte, poi ci mette la testa Torri, che in qualche modo riesce a scaricare, poi pallone allontanato senza troppi fronzoli, termina direttamente alto sopra la traversa, potrà andare a rimettere in gioco con le mani Calcaro come fa in questo momento. Ci avviamo verso la fine di questa gara, 1-1 il parziale tra Gruppo Progetim Immobiliare Alitalia, con gli ospiti che continuano a spingere. De Santis qui subisce un fallo, guadagna un calcio di punizione. Dispone la sfera Severini che probabilmente starà pensando alla conclusione verso la porta avversaria. Va Severini, pallone che passa, Graziano ci mette le mani, poi c'è un contento in aria, ancora Graziano. Torri gioca in verticale, Sbraglia spalle alla porta, messo giù, ma è tutto regolare, sta lasciando correre molto l'arbitro prendendo qualche scelta anche discutibile. Ora arriva il giallo per Negro che strattona Severini. Protestavano per un intervento al centro dell'area dopo la ribattuta di Graziano gli uomini dell'Alitalia. Poi è arrivata un'altra conclusione su cui si è nuovamente opposto l'estremo difensore del gruppo Progetim Alitalia, ancora in avanti però. Conclusione a giro di Taroni, gira poco però il pallone terminando altissimo. La testa di Piras, Gimelli prolunga, piazza, attenzione al gioco pericoloso di De Michele, punizione già battuta, pallone per Cristian Marinelli che si allarga, potrebbe allargare il gioco sulla sinistra, lo fa in questo momento per Valentini che va verso il centro, Sbraglia ha provato un dribbling al limite dell'area ma è stato fermato, contropiede allora dell'Alitalia con Severini defilato sull'out di destra, va a scaricare il capitano che poi probabilmente non riesce ad arrivare su questo pallone di ritorno. Ripartenza del gruppo Progetim, pallone all'indietro, la conclusione di pochissimo alta, ci ha provato ancora Sbraglia. Venticinquesimo in corso, pallone per Severini che rientra sul destro, poi alza la testa, va l'1 contro 1 con Torri, tocca all'indietro però per un compagno che prova a liberare il mancino, conclusione alta sopra la traversa. Vedremo chi delle due avrà l'ultima forza per cercare l'affondo finale. Negro
Sbraglia. Marinelli prolunga per Piras, che si allarga, protegge la sfera, mette questo pallone verso il centro, viene allontanato però da Taroni, poi la mette giù Negro che pensa alla conclusione, libera il mancino, si oppone un avversario, ancora Negro, scarica su Sbraglia che tocca per un compagno, si chiude l'1-2, Sbraglia si allarga, libera il diagonale e ha salvato praticamente Valentini. Riparte il contropiede con De Michele che mette il pallone verso il centro, allontana Graziano. Incredibile il finale all'Atletico 2000. Ora arriva un altro giallo per un fallo commesso ai danni di Cristian Martinelli. Incredibile, Valentini ha salvato sulla linea la conclusione di Sbraglia. Tocco ancora in avanti, Piras si allunga questo pallone, ci arriva prima di lui Calcaro, possibilità di contropiede allora, De Michele dall'altra parte, ma Torri chiude e mette in calcio d'angolo. Si sta chiudendo ad un'intensità altissima questa gara, pareggio che come già detto non serve a nessuna delle due squadre, pallone battuto corto, poi verso il centro dell'area messo da De Michele, ma sfera allontanata, Valentini calcia, Calcaro riesce a bloccare. E arriva il triplice fischio, finisce 1-1 tra Gruppo Progeteam Immobiliare e Alitalia Calcio, un pareggio che non serve a nessuno, ci hanno comunque creduto fino alla fine entrambe le formazioni, finisce 1-1 l'Atletico 2000.